Sono Fausto Bortolot, gelatiere da sempre, ma non è del mio gelato che vorrei parlare. Vorrei parlare di un gelato in particolare, il gelato artigianale veneto. Per parlare di questo gelato artigianale bisogna andare indietro nel tempo 150 anni fa, oltre 150 anni fa. Il merito dei gelatieri veneti è quello di aver portato il gelato in tutta Europa ed oltreoceano. Il tutto ebbe inizio verso la metà dell'Ottocento, dove un gruppo di amici di un piccolo paese delle Dolomiti, Zoppé di Cadore, oggi patrimonio dell'UNESCO, dopo aver appreso le prime nozioni in una pasticceria di Venezia, emigrarono a Vienna, capitale dell'impero austro-ungarico. Merita ricordare il fenomeno delle gelaterie venete, che nei primi del Novecento iniziarono a diffondersi in diverse aree dell'Italia. Per i gelatieri partiti dalle Dolomiti avevano capito l'importanza di darsi un'immagine unitaria che richiamasse la qualità del prodotto. In seguito, negli anni 60, il successo del gelato veneto contaminò anche il nord della provincia di Treviso. Molti emigrarono in Germania, dove il gelato veneto era già molto diffuso. Prima di tutto per i gusti. Il più popolare della tradizione veneta è la vaniglia. L'idea dell'utilizzo delle bacche di vaniglia deriva dalla tradizione dolciaria delle pasticcerie di Vienna. Rispetto alle altre regioni italiane, la scuola veneta tra gli ingredienti utilizza più latte e panna per far risultare il gelato meno dolce e meno freddo. Altra chiave importante è l'utilizzo delle uova, che per il contenimento di letticina ha un effetto emulsionante che rende il gelato più soffice e cremoso. Un'altra differenza che distingue il gelato veneto è il porzionatore a pallina. Queste sono le macchine che venivano utilizzate dai nostri gelatieri da metà dell'Ottocento fino all'evento dell'energia elettrica ed oltre. Iniziamo con lo spezzettare il ghiaccio. Poi viene inserito nel mantecatore tra il contenitore di metallo ed il martello in legno. Quest'ultimo fa da isolante. Aggiungiamo del sale al ghiaccio, così si produce un notevole abbassamento della temperatura che supera anche i meno 20 gradi. Aggiungiamo adesso il prodotto liquido. Le parti del contenitore metallico a contatto con la miscela di ghiaccio e sale si raffreddano. E così il prodotto liquido, che attraverso la rotazione veloce si spalma sulla parete interna del contenitore metallico. Il prodotto liquido si rapprende e, incamerando aria grazie alla rotazione data dalla forza delle braccia, vediamo che il prodotto liquido si trasforma in pastoso. Quando il gelato è pronto, lo trasferiamo in questo mastello di fianco. Una volta riempito, verrà caricato sul carrettino pronto per uscire alla vendita al pubblico. Italo Marchionni, nativo di Vodo di Cadore, brevettò il cono a New York nel 1903.
Questi coni sono fatti con prodotti naturali: acqua, farina, burro, uova e zucchero.